9 e il 10 maggio del 1981 si svolsero a Palermo i lavori della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana. Sì. Lei ricorda di avere partecipato a questi lavori? Sì. Cosa ricorda in particolare? Ricordo che la riunione ebbe luogo perché era prossima la chiusura della legislatura regionale e quindi si doveva mettere a punto il programma per presentarsi alle elezioni e quindi si decise di tenere questa riunione della direzione nazionale a Palermo con la presenza anche dei parlamentari europei che avrebbero dato il loro concorso alla stesura delle proposte da rivolgere poi all'elettorato. Si ricorda dove si svolsero questi lavori? Se non ricordo male si svolsero all'Hotel President a Palermo. Ricorda se vi fu una commemorazione dell'onorevole Aldo Moro? Sì, vi fu in quell'occasione anche. Cioè se può ricordare intanto dove si svolse questa commemorazione dell'onorevole Aldo Moro? Premetto che sono passati 17 anni, quindi posso anche sbagliarmi, ma credo al Cinema Nazionale. Può essere? Mi pare di ricordare Si così. svolsero al Teatro Politeama. Al Politeama, ecco. Io le mostrerò delle fotografie che sono state acquisite al fascicolo del Tribunale, scattate in occasione di questa commemorazione di Aldo Moro al Teatro Politeama. Ecco, le chiederò se ricorda, visionando queste fotografie che riprendono anche il luogo, la circostanza, se si riconosce se stesso e se ci può indicare altre persone ritratte. Indicando i numeri delle fotografie, se ci sono i numeri. Ci sono i numeri? Sì, il numero 29 è una visione d'insieme della sala. E la sala qual è? Sì, quella del Politeama. Sì. Politeama. Poi c'è il tavolo della Presidenza, sta parlando l'onorevole Nicoletti, accanto ci sono io, c'è Martellucci, c'è l'onorevole Gullotti, Gioia, Gasparri, dall'altro lato Piccoli, l'onorevole Andreotti, Lima e un altro che non riesco. Il numero della fotografia non è? Numero 13. Lo dica prima il numero della Sì, fotografia. benissimo. Allora, fotografia numero 12. Nicoletti svolge un intervento introduttivo, da sinistra si notano Lima, Andreotti, De Mita, Piccoli e dall'altro lato D'Acquisto e Martellucci e poi Gullotti. Dietro Lattanzio, Ravidà ed altri numerosi. Fotografia numero 14, sta parlando l'onorevole Piccoli, accanto Nicoletti, De Mita, D'Acquisto, Martellucci, c'è anche Augello e altri numerosi. Va bene così, va bene così. Passiamo, può lasciar perdere, le passo un altro gruppo di fotografie. Prego. Queste fotografie fanno parte per il Tribunale del gruppo indicato con l'addizione della busta numero 29, foto acquisite presso lo studio fotografico L'Abruzzo, commemorazione di Aldo Moro al Politeama. Sì. Ora le mostrerò invece delle foto, si tratta di 31 foto, e sulla busta è scritto foto acquisite presso lo studio fotografico L'Abruzzo, direzione centrale dell'ADC Hotel President. Si tratta di foto che ritraggono i partecipanti ai lavori della direzione nazionale presso l'Hotel President. E nella stessa giornata, o no? I lavori si svolgono il 9 e il 10, c'è una sessione che comincia il 9, poi nel pomeriggio Moro e poi il 10 riprende il Vabbè. Ed allora fotografia 17, da sinistra Fasino, D'Acquisto, Martellucci, Gullotti, Andreotti, Rumorro, Lima, Nicoletti. Fotografia 16, più o meno è la stessa, sì.
Fotografia 6, Andreotti con Lattanzio. E c'è, scusi, in questa c'è un'altra persona? Sì, dietro si vede la figura del signor Filippazzo, autista in molte occasioni dell'onorevole Lima. Fotografia 7, Andreotti parla con Lattanzio e dietro si intravede la figura di quel maresciallo che era addetto alla sicurezza di Andreotti, di cui non ricordo il nome, ma che lo accompagnava sempre nei suoi viaggi. Del Tribunale Roberto Zenobi. Va bene, basta così, grazie. Senta, ricorda se la sera di uno di questi giorni, perché i lavori si svolgono il 9 e il 10, molti partecipanti arrivano l'8 pomeriggio, quindi la sera di uno di questi giorni vi fu una cena all'Hotel Zagarella. Sì, ricordo che c'è stata una cena in quell'occasione all'Hotel Zagarella, e cena organizzata, se non ricordo male, dall'onorevole Lima, anche perché c'erano i parlamentari europei e l'onorevole Lima desiderava da ospite fare qualche cosa di gradito a questi suoi colleghi. Senta, cosa si ricorda di questa cena dal punto di vista coreografico, se c'era qualcosa che merita di essere ricordo che la cena si svolgeva parte dentro e parte attorno alla piscina, e che era una cena nella quale si offrivano soprattutto dei prodotti siciliani, quindi aveva, diciamo, qualche cosa di folcloristico, insomma, di particolare, in rapporto appunto al desiderio di mostrare in particolare ai parlamentari europei ciò che poteva essere a loro gradito. Ecco, queste pietanze ricorda se venivano servite con una messiscena particolare? Mi pare di ricordare che vi fossero delle bancarelle nelle quali venivano offerti, diciamo, questi prodotti gastronomici locali. Era presente l'onorevole Andreotti? Sì, io ricordo di averlo visto in quell'occasione. Era presente Nino Salvo, proprietario dell'albergo? Ricordo di averlo incontrato nella hall d'ingresso. Si ricorda il nome di qualche eurodeputato? Sì, l'onorevole Rumor, l'onorevole Ligios, l'onorevole Giummarra, l'onorevole Cassamagnago, probabilmente l'onorevole Parodi, forse c'era anche un rappresentante dei parlamentari, tedeschi, l'onorevole Klepisch, però sono passati molti anni, non posso ricordare. Vedete questo tedesco? Klepisch, si scrive K, Livorno, Empoli, Padova, Savona, H. C'era anche l'onorevole Lima a questa cena? Sì. Ricorda se fu accompagnato da Filippazzo? No, questo non lo ricordo. Non lo ricordo. Ricorda se lei fu accompagnato dall'autista della Presidenza della Regione? Presumo di sì, perché io mi muovevo allora, essendo Presidente della Regione, soltanto con le macchine dell'ufficio e con la scorta che allora mi era assegnata. Senta, lei ricorda se in quell'occasione, in qualità di Presidente della Regione, offrì una cena ai partecipanti ai lavori della direzione all'Hotel Villegea? No, non me lo ricordo. Peraltro non era consueto che si offrissero da parte della Presidenza della Regione cene a rappresentanti di singoli partiti che si riunivano per i loro congressi o per le loro manifestazioni, quindi ritengo che questa cena non ci sia stata. Ecco, Ma il tempo è passato, sono passati moltissimi anni, io non ricordo che ci sia stata una cena a Villegea offerta dalla Presidenza. Allora, per chiarire al Tribunale il senso di questa domanda, abbiamo acquisito le ordinanze della Questura che predisponevano i servizi di vigilanza
in una di queste ordinanze è scritto che appunto verranno i componenti della direzione nazionale della DC europarlamentari, e poi si dice alle ore 21 del giorno 9 i componenti del Comitato Nazionale presso l'Hotel Villa Egea consumeranno una cena offerta dal Presidente della Regione. Questo era il senso della domanda. Ecco, lei su questo punto è stato interrogato già nel corso delle indagini. Tenuto conto del fatto che in questa ordinanza si preannuncia che dovrà esserci questa cena, lei ricorda che ci fu questa cena o no? Io non ricordo assolutamente niente relativamente a questa cena. Probabilmente era un'idea, una proposta che poi non ebbe luogo. Senta, e in ogni caso, se questa cena ci fosse stata, dovrebbe esserci una documentazione presso il bilancio della Regione? Dovrebbe esserci una documentazione presso la Presidenza, perché queste cene, quando venivano offerte ufficialmente, gravavano su un apposito capitolo del bilancio, quindi dovrebbe esserci un provvedimento amministrativo. Dalle indagini che abbiamo fatto risulta che non esiste un provvedimento amministrativo. Quindi siccome non era una cena offerta da me personalmente, questo dato confermerebbe il mio ricordo, cioè che la cena non c'è stata. E che invece si svolse allo Zagarella? Adesso non ricordo se è stata l'8, il 9, il 10, insomma fu nei primi giorni di maggio, nella prima decade di maggio, in occasione della riunione della direzione, quindi la data la ricostruisco attraverso il fatto che c'era la direzione e quindi c'era anche la cena. Quindi, se abbiamo capito, era una previsione che poi non si realizzò, questa all'Hotel Villa Egea? Sì, è una ricostruzione che sto facendo in via logica, diciamo. Passiamo a un altro ordine di domande, un altro tema. Lei ha conosciuto, lo conosce il notaio Salvatore Albano? Sì. Ci vuol dire come l'ha conosciuto? L'ho conosciuto perché insieme con altri due notai di Roma, di cui non ricordo il nome, chiese al mio segretario di essere ricevuto quando io ero sottosegretario alla giustizia, perché sia lui che gli altri domandavano che venisse portata avanti una proposta di legge che avrebbe dovuto aumentare gli anni, il numero di anni in cui i notai potevano esercitare, cioè in sostanza volevano elevare il limite massimo di età da 72 mi pare a 75 anni, qualche cosa del genere. Questo notaio mi venne presentato come uno dei notai più in vista di Roma, aveva uno studio importante in una zona centrale, non avevo alcun motivo per non incontrarlo, lo feci, il notaio poi più volte mi telefonò, qualche volta parlava con la mia segreteria, qualche volta parlava con me. Ho ricordato poi che mi chiese anche un intervento per una onorificenza, perché era una persona che teneva moltissimo alle onorificenze. Io scrissi una lettera all'onorevole Andreotti, una lettera di routine che poi ebbe un riscontro e mi invitò varie volte a cena, ma io andai soltanto una volta a un cocktail che tenne, mi pare perché erano so, i 30 anni della sua vita professionale o i 40 anni, qualche cosa del genere, all'hotel Hilton, e io vi andai, sono stato lì una mezz'oretta e poi sono andato via. Quindi non ho mai avuto un rapporto di amicizia, però ho avuto un rapporto di buona conoscenza e di frequentazione, così come ho detto testé. Senta, questo è un notaio di origine siciliana, sì. Ha avuto lo studio a Palermo. Lei quando il notaio esercitava a Palermo lo conosceva già? No. L'ha conosciuto a Roma? Sì. Lei si è servito anche del studio professionale del notaio Albano? Per la verità io non mi sono mai servito dello studio del notaio Albano per alcuni atti che ho sottoscritto a Roma. Mi sembra di ricordare che tuttavia che dovendo effettuare il passaggio di proprietà della mia auto
se ne sia occupato Albano, perché io detti incarico al mio segretario di sbrigare questa piccola pratica e il mio segretario si rivolse a lui, quindi credo che si sia occupato di questo passaggio di proprietà, di un'auto o di 2 auto che nel corso degli anni io a Roma ho comprato oppure venduto. Vi davate del tu o del lei? Ma che io ricordi ci davamo del lei, ma Ho fatto questa domanda perché nella corrispondenza che è stata acquisita dal Tribunale, nella quale appunto si trovano queste segnalazioni a cui lei stesso ha fatto riferimento per la nomina di Albano grande ufficiale, nella corrispondenza vi date del tu, ce n'è una indirizzata da lei appunto ad Albano: lieto comunicoti, conferimento onorificenza, eccetera, e lui telegrafica, e poi lui risponde: riscontro tuo telegramma dato odierno, eccetera, eccetera. Quindi vi davate... Allora, documentalmente ci davamo del tu, io non lo ricordavo, ho detto che sono passati molti anni. Senta, lei sa se questo notaio conosceva Andreotti? Ma io so che lui si vantava di essere in buoni rapporti con l'onorevole Andreotti e correva questa voce, diciamo, a Roma, negli ambienti che io frequentavo. Senta, però... onorevole, le voci le lasci stare. A lei costa personalmente questo? No. Cioè costa che lui si vantava? Sì, questo è posso riferirlo perché è una circostanza precisa. Senta, lei ricorda quando è stato sentito su questo punto? Io? Sì, le è stata fatta una domanda se lei conosceva il notaio Albano, si ricorda? Sì. E all'inizio lei ricorda che cosa ha dichiarato? Ho dichiarato che era una conoscenza occasionale. Quindi non ricordava questa documentazione che poi ha ravvivato i suoi ricordi circa... Sì, i miei ricordi sono stati ravvivati dal fatto che lei mi ha mostrato un documento da cui risultava che la mia auto aveva cambiato proprietà attraverso una controfirma del notaio Albano, che si era occupato di questo passaggio di proprietà. Siccome aveva fatto tutto il mio segretario, io non me ne ricordavo. Lei mi ha mostrato il documento e io ne ho preso atto. È lo stesso per le missive a cui ha fatto riferimento lei? La missiva era completamente scomparsa dalla mia mente. Queste missive sono centinaia, sono missive di routine che si fanno, o almeno si facevano, ma assai frequentemente, e quindi spesso preparate dalla segreteria, quindi questa lettera, che tra l'altro riguardava una cosa di pochissima importanza, non era rimasta nella mia memoria, però quando lei me l'ha mostrata io evidentemente ho visto che era la mia firma e ho ammesso. Senta, nelle agende del notaio risulta, a parte che risultano annotati tutti i suoi numeri telefonici di Roma, di Palermo, d'ufficio, di abitazione, risulta varie volte annotato il suo nome, in particolare risulta annotato nelle date del 13 settembre del 90, 11 ottobre 90, 29 ottobre 90, 11 febbraio 91, 22 febbraio 91, 12 marzo 91, 25 gennaio 93, 27 gennaio 93, 2 giugno 93. Poi alla data del 27 gennaio 93 risulta annotazione onorevole Mario D'Acquisto, trattino Coco non può, trattino Treno, Coco non può, trattino 30 cena con senatore Coco Piazza Madama. Poi alla data del 2 giugno 93 risulta annotazione 30 cena con D'Acquisto, tra parentesi solo. Lei ricorda i motivi, sa perché il notaio Albano ha fatto questa annotazione? Ci sono stati incontri, ci sono stati... Ma molte di queste telefonate non erano rivolte a me, si fermavano alla mia segreteria o perché non mi trovavano o perché io ero impegnato, quindi avrà parlato con me poche volte rispetto alle indicazioni che ci sono nell'agenda. Queste cene erano probabilmente un suo programma, una sua idea, perché io non ricordo che ci sia stata una cena con l'onorevole Coco, senatore Coco, né ricordo di aver avuto una cena con lui personalmente. Nessun'altra domanda. Si alzi un po' il microfono. No, lei è seduto. Ecco.
Dia le generalità. Pubblico Ministero può procedere all'esame. Onorevole, suo padre teneva un diario. Lei ha conoscenza di questo fatto? Sa qual era il contenuto di questo diario quando ha iniziato a scriverlo, quando ha smesso di scriverlo? Ci può dire qualcosa su questo diario? Il diario è un diario quasi sicuramente personale, sono lettere scritte dalla sera a mia madre morta, il 20 febbraio del 2008, fino al 5 di maggio dell'82, se ricordo bene. Ho capito. Era stato un evento particolare relativo alla morte di suo padre, alla morte di sua madre, che aveva colpito suo padre e che l'aveva indotto a iniziare a scrivere questo diario? Sì, è un colloquio che immaginariamente continua a mantenere con mia madre. Cerca di scriverlo tutte le sere, in qualche occasione si vede che non ne ha la possibilità, però tutte le pagine sono riempite secondo una logica deducibile dalla struttura dei diari, dal ripetersi di certe caratteristiche. Sua madre quando era morta? È morta il 19 febbraio del 78. Come era morta? Morta di infarto. Senta, è stato acquisito agli atti del maxi processo e poi anche in questo processo sono state acquisite alcune pagine del diario di suo padre. Vi sono altre pagine di questo diario in suo possesso, a parte quelle acquisite al maxi? Sì. E queste altre pagine sono state custodite da lei? Queste pagine sono state lette da me in tempi più recenti, ecco, proprio per la loro natura molto intima e personale. Quindi li ho riletti, in particolare dopo aver riscontrato da notizie di stampa dei fatti, delle indicazioni che non mi sembravano verosimili. Lei ha portato queste altre pagine di diario con sé oggi? Io ne ho portate, sono disponibile a... Gliel'ho chiesto perché io vorrei chiederle di verificare se in queste pagine di diario risultano i luoghi in cui si trovava suo padre negli ultimi giorni del dicembre del 78 e nei primi giorni del gennaio del 1979. Certo. Può consultare queste pagine? È una consultazione semplice oppure richiede un certo tempo? No, ho cercato... Sul punto il testo è stato già sentito, quindi i movimenti, ripeto? I movimenti del generale Dalla Chiesa negli ultimi giorni del dicembre del 1978 e nei primi giorni del gennaio del 1979. Dove si trovava, cioè in quei giorni? In quale città, in quali luoghi si trovava? Da quando siamo pubblico ministero? Diciamo, il verbale che abbiamo fatto comincia dal 25 dicembre del 78, iniziamo da quello là. Guardi, il 24, 25, 26 dicembre è a Palermo. L'ufficio? Da quello là. Guardi, il 24, 25, 26 dicembre è a Palermo. L'ufficio dà atto che il test consulta che cos'è? Sono estratti del diario. Estratti del diario manoscritto? Manoscritto. Sì. Manoscritto sono stati acquisiti, non sono stati No. Del generale Dalla Chiesa? No. La difesa non conosce questi... Ma neanche noi, quando abbiamo
quando abbiamo sentito l'onorevole Dalla Chiesa, lo abbiamo sentito seguendo questa stessa procedura, cioè chiedendogli di consultare le pagine del diario e di dirci dove era. Però la difesa in quella circostanza non era presente. Sì, ma l'abbiamo scritto nel verbale, cioè che ha consultato queste pagine e ha indicato nei giorni della fine del dicembre 78 e dell'inizio del gennaio del 1979 il luogo in cui si trova il padre. Non abbiamo ritenuto di acquisire queste pagine del diario su richiesta dell'onorevole perché, avendo un contenuto molto intimo e molto personale, ritenevamo... Dico io, si deve fare una verifica, non so... Certo, sì, d'accordo. signor Presidente. Noi chiederemo all'onorevole di produrre questi documenti. In quella sede abbiamo ritenuto di non acquisirla. La difesa su questo punto ha qualcosa da osservare. Avvocato Sbacchi, verificheremo, Presidente, via via con la consultazione e poi ai fini dell'acquisizione esprimeremo il parere. Si può anche non acquisire. Signor Presidente, se posso, mi consente di fare una proposta che penso possa venire incontro anche alle esigenze della difesa. È vero che ha una natura molto intima e protetta anche da leggi recenti, però io sono disponibile a farlo vedere, magari non a farlo acquisire, ma a farlo vedere alla difesa, Questo è l'importante, la difesa... in modo tale che possa verificare la rispondenza di quello che sto dicendo. L'importante è che la difesa possa verificarlo. Tanto per capire, per esprimere le esigenze della difesa, siccome appunto farà riferimento il testimone a una serie di date e alla presenza in quelle date del padre in certe città. È evidente qual è lo scopo del pubblico ministero: verificare se a cavallo tra dicembre e gennaio il generale Dalla Chiesa possa essersi incontrato con Incandela, così come dichiarato Incandela. E allora eventualmente però alla difesa deve essere consentito di porre anche domande specifiche su quello che ha potuto fare il padre, se risulta dal diario in quei giorni. Certo. Ecco, questo volevo segnalare. Anche domande oltre che dove era, se lui sa che cosa ha fatto, se risulta. Certo. Allora, proseguiamo. Va bene, allora. Stava dicendo il 24, 25, 26 dicembre 78 a Palermo. A Palermo, sì. Abbiamo trascorso insieme le vacanze di Natale. Il 27 di dicembre è sulla nave per Napoli. Nave. Sì. Il 28 di dicembre è a Roma e anche il 29 di dicembre. Mi scusi, Prego. qui nel verbale noi abbiamo scritto 28 e 29 dicembre 78 Prata, provincia di Avellino. Vuole controllare? Sì, è a Prata. Io sto facendo riferimento, probabilmente anche per quello a cui accennava la difesa, al luogo in cui passa la serata. No, È effettivamente a Prata, è effettivamente a Prata. Quindi il 28 e il 29 dicembre 78 si trova a Prata, provincia di Avellino. Provincia di Avellino, Senta, Prata di Principato Ultra. nella pagina del 28 dicembre, riferita alla notte tra il 28 e il 29 dicembre, è scritto qualcosa che riguarda preoccupazioni di suo padre per motivi di servizio? Si parla di preoccupazioni assillanti. Può leggere testualmente dalla parola stanotte. Stanotte non sono stato tranquillo, ho dormito a brevi intervalli con un caldo che saliva da ogni parte, con preoccupazioni assillanti relative al servizio. È scritto quali erano queste preoccupazioni assillanti relative al servizio? No, questo non è scritto. Andiamo avanti. Il 30 dicembre? Il 30 dicembre è a Torino. E anche a Parma? Sì, in mattina a Parma. 31 dicembre? Il 31 dicembre, questa è una deduzione logica, poi posso spiegare perché, è a Ospedaletti. E allora la spieghi se non è un fatto certo. Spieghi che le deduzioni sa che non... Sì, no, spieghi perché. Perché la fine dell'anno mio padre va nei posti in cui è stato esattamente l'anno prima con mia madre, prima che morisse, l'ultima loro vacanza, quindi il 31 e il 1 di gennaio va esattamente negli stessi posti, nella stessa chiesa.
E lì E i posti sono Ospedaletti, Sanremo, la chiesa di San Roma. quindi non sulla base di quello che legge. Sulla base di quello che a lei c'è scritto, E che c'è? riandrò negli stessi posti. Ah, ecco. Sì. Rientrò negli stessi posti? Negli stessi giorni, e infatti risulta esplicitato Sanremo il 1° gennaio con la messa, non risulta esplicitato Ospedaletti, ma in un'altra pagina dice andrò a Ospedaletti a Sanremo e fa lo stesso percorso, parla di una casa di Ospedaletti e dell'hotel di Sanremo Ospedaletti dove si trova? in Liguria. Poi il 2, il 3, il 4, 5, 6 e 7 gennaio. È a Roma stabilmente perché c'è un'operazione di mia sorella e la segue direttamente. L'8 gennaio 79. L'8 è in partenza da Roma, E dove va? passa da Pisa e va a Firenze dove risulta la sera del 9, Il 9 gennaio? a Firenze. Sicuro noi abbiamo scritto Parma nel verbale. È stato a Parma, è stato a Parma. E poi pernota a Firenze? No, pernota a Parma, mi scusi, pernota a Parma il 10. È uno di quei casi in cui salta una pagina e il diario viene scritto su 2 pagine la sera successiva. Il 10 gennaio 79? No, il 10 dorme a Parma. Ho dovuto rivedere perché è il caso in cui viene saltata una sera e poi viene fatto il diario per i 2 giorni Le insieme. spiego perché noi nel verbale abbiamo scritto 9 gennaio 79 a Parma, 10 gennaio 79 a Alessandria e Torino, Sì. dove passa la serata in casa con mia sorella Rita e suo marito. Può chiarirci? Sì. Il 10 lui non tiene il diario, lo tiene l'11 sera. Sì. Allora il 10 e l'11 insieme vengono coperti da una cronaca di tutti e 2 i giorni e lui esordisce il 10, ero giunto ieri a Parma, quindi sembra che sia il 9 leggendo il 10, leggendo tutto insieme invece fa riferimento al 10 sera. E poi c'è questo riferimento a Alessandria a Torino, Sì, cosa dice? ed è per l'11, sono giunto stamattina ad Alessandria, è l'11 e la sera è a Torino. A Torino, dove passa la serata con sua sorella Rita? No, l'11 sera è a Torino a lavorare. Ho capito. Poi? Poi il 12 è di nuovo a Roma e il 13 a Roma. C'è un passaggio per Genova? C'è un passaggio per Genova che è il mattino del 12, Quindi mattina il 12 passaggio per Genova e poi 12, poi Roma. poi a Roma 12 e 13 gennaio? Sì. Poi? Il 14 è a Prata e il 15 a Palermo. Prata è il Principato Ultra in provincia di Avellino. C'è anche un passaggio per Catania il 14 gennaio?
14 non risulta Catania. Va bene, d'accordo. Mi scusi, può tornare un attimo indietro e chiarire dov'è che dorme il 10? È rimasto a Parma. Quindi 9 e 10 è Parma. Lei leggendo... Chiedo scusa, il 10 ha dormito a Parma. Il 9? Il 9 ha dormito a Firenze. No. E quindi suo padre aveva l'abitudine di scrivere questo diario ogni sera? Sì, ripeto, tranne con qualche eccezione. Suo padre le confidava fatti concernenti lo svolgimento della sua attività professionale all'interno dell'Arma dei Carabinieri? Molto raramente. Molto raramente. In quel... Se non, ma raramente commentava anche i fatti pubblici, comunque sulle indagini aveva riservo assoluto. Lei in quel periodo, siamo 79-80, dove viveva? A Milano. E 78-79? A Milano. A Milano. E suo padre abitava pure a Milano? Mio padre è venuto a Milano a fine 79. E prima che suo padre andasse a Milano, quante volte li vedevate? Frequentemente, anche perché viaggiava molto per ragione del suo incarico, quindi Milano era un punto di passaggio frequente. Suo padre le confidava con quale persone estranee all'Arma, per esempio infiltrati o collaboratori esterni, aveva rapporti per motivi di servizio? No. Le ha mai parlato di suoi incontri con il giornalista Mino Pecorelli? No. Le ha mai parlato di suoi incontri col maresciallo Incandela? No. Lei ha mai conosciuto questo maresciallo Incandela? No. Se posso precisare, signor Pubblico Ministero, non me ne parlava mio padre delle indagini, ma spesso le persone che le realizzavano le conoscevo fisicamente, direi. Come? Le persone che realizzavano le indagini alla guida diretta di mio padre le conoscevo personalmente. Quindi carabinieri? Carabinieri, ogni tanto altre persone di cui conoscevo il cognome almeno. O perché lo venivano a trovare o perché... Ma questi collaboratori di suo padre le confidavano anche notizie relative alle indagini che stavano conoscendo? No, assolutamente. Senta, a proposito di colleghi di suo padre, lei ha conosciuto il generale Galvaliggi? Sì. Che rapporti c'erano tra suo padre e il generale Galvaliggi? Guarda, rapporti molto affettuosi. Noi ci siamo conosciuti negli anni 60, quindi è un'amicizia di famiglia ancora più che un'amicizia professionale. Ci conoscemmo a Roma, mio padre poi volle Galvaliggi a comandare il gruppo a Palermo quando era comandante della Legione, poi lo richiese di nuovo per il coordinamento della sicurezza nelle carceri. Poi, come ho avuto modo di dire altre volte, la preghiera del carabiniere, il funerale di mio padre, l'ha recitata il figlio del generale Galvaliggi, quindi è un rapporto di assoluto affetto familiare. Ecco. E che rapporti esistevano tra suo padre e la signora Antonietta Setti Carraro?
diciamo, attenendosi a fatti, ecco, senza valutazioni di carattere soggettivo, se possiamo ancorarla a episodi, fatti specifici. Valutazioni soggettive No, non ne perché, do, anche voglio se il dire, racconto di un fatto è sempre filtrato da quello che uno sì, no, siccome- ricorda o ha percepito, ma le dico un fatto, ecco, così diciamo dopo il matrimonio tra mio padre ed Emanuela Seppi Carraro, mio padre aveva tolto la parola alla signora Perché? perché aveva Significa, rilasciato tolto la parola, che significa? che non le parlava più, Non le parlava. neanche telefonicamente, perché aveva rilasciato 2 interviste settimanali di grande diffusione come suocera del generale. Siccome lui teneva la sua riservatezza, riteneva di essere usato. E quanto tempo dopo rispetto al matrimonio questo è accaduto? Quasi subito, Il matrimonio quando è stato celebrato? l'11 di luglio, se ricordo bene. L'11 luglio dell'82, No. Quindi quando suo padre era già a Palermo? sì. Suo padre le parlò mai del senatore Andreotti? Parlarne sì, Ecco, se ci può dire che cosa le disse, quando glielo disse, in quali circostanze. guardi, mio padre parlava Degli Andreotti e della corrente andreottiana, così la domanda è molto duplice. raramente, ecco, degli uomini politici di governo o di opposizione, quindi era quasi impossibile che desse un giudizio su di loro. E mi parlò della corrente andreottiana e del senatore Andreotti in 2 occasioni, credo, perché si trovava in una situazione di grande tensione. In un caso, sono le cose che ho riferito a verbale nel maxi processo, il riferimento all'incontro con il senatore, che poi viene registrato nel diario anche, dell'aprile dell'82. Nel diario non viene registrata quell'espressione, l'unica che disse a me sbiancato in volto, non c'era nessun giudizio. Questo, scusi, per fare un po' di ordine, che cosa le dice suo padre, proprio cercando di dove Sono eravate? stato quando- da Andreotti, gli ho detto quello che so dei suoi in Sicilia ed è sbiancato in volto. Questo le disse. Questo. Lei fece qualche Sul commento? diario non c'è questo, no. E poi in agosto invece, quando gli chiesi ragione, stavamo facendo le vacanze insieme, delle opposizioni, delle ostilità che aveva nel mondo politico, tra i gruppi che lo stavano osteggiando mi indicò la corrente andreottiana come quella che premeva di più, mi disse ci sono dentro fino al collo. In questo caso fece riferimento alla corrente, non personalmente al senatore Andreotti. Siamo a agosto del 1982. Metà agosto, oltre metà agosto dell'82. L'intervista a Bocca c'era stata? C'era già stata, sì. Suo padre le parlò mai di un doppio gioco? Sì, ma in un modo molto fuggevole nell'ambito della stessa discussione di agosto, cioè fa il doppio gioco e basta, Chi faceva il doppio gioco? il senatore Andreotti. E lei? Però chi- si fermò lì, non diede alcun giudizio, non andò oltre, ecco. E lei non chiese chiarimenti? No, perché guardi che mio padre non gradiva che Senta, com'è si che- chiedesse Non di gradiva? che gli si chiedesse di esprimere dei giudizi sui politici, sugli uomini politici, Com'è che caldi il discorso su questo argomento? perché c'erano state delle telefonate sia con il ministro degli interni, sia con direttori di giornali, sia con altri collaboratori, comunque era una pressione continua telefonica in vacanza, e lo vidi molto preoccupato, molto.
quindi ebbi con lui una conversazione di circa 3/4 d'ora. E fu l'unica volta che si aprì, però nei termini in cui le sto dicendo io, come l'unica volta della sua vita in cui parlò di qualcosa che riguardava il suo servizio e i rapporti con la politica. Mi disse quella frase: finché una tessera di partito conterà più dello Stato non riusciremo mai a sconfiggere la mafia. E questa frase in quale contesto discorsivo la inserì? Se può ricostruire. Era a proposito del suo rapporto con l'allora sindaco di Palermo. Che era Martellucci. Martellucci, sì. E che cosa, può spiegare meglio che cosa disse suo padre? Lui aveva chiesto che ci fosse un riconoscimento esplicito da parte del municipio di Palermo, del sindaco di Palermo, nei confronti della sua funzione. E quindi aveva anche proposto che ci fosse un incontro ufficiale tra lui e il Consiglio Comunale, proponendo un incontro che venisse incontro alle esigenze del sindaco di non essere lui ad andare a trovare il prefetto, così concertato. Il prefetto sarebbe andato a trovare il sindaco lo avrebbe accolto con 2 rappresentanti del Consiglio Comunale a nome dell'intera città. E se ricordo bene neanche questa proposta venne accettata. E mio padre chiese, credo a qualche dirigente o del partito o al ministro Rognoni stesso che si interessasse del caso, e quando capì che non c'era la disponibilità a fare pressione sul sindaco per ottenere questo risultato, disse: finché una tessera di partito conta più dello Stato non riusciremo mai a sconfiggere la mafia. Senta, con riferimento alla prima circostanza, questa è l'ultima circostanza, quella relativa all'episodio che suo padre annota nel diario dell'incontro con Andreotti, il discorso come cadde su questo argomento? Tempo dopo, anche perché lui era già a Roma, quindi non abitavamo più nella stessa città e lui non aveva più la stessa frequenza di incontri a Milano come quando guidava la lotta al terrorismo. Credo un paio di mesi dopo, quando già si capiva che avrebbe avuto difficoltà a ottenere... Ecco, se si può fare uno sforzo di memoria a ricordare com'è che si arriva alla descrizione di questo incontro, cioè attraverso quale itinerario. È lei che prende il discorso, è lui che lo prende, aveva una preoccupazione specifica? No, in genere la domanda era: che cosa sta succedendo, perché non ti danno... La sua domanda? Sì. E la risposta fu molto stringata. E lei parlò in questa circostanza dell'incontro che aveva avuto con Andreotti? Sì. E cosa le disse, se può ricordare bene? Intanto era stato Andreotti a chiamarlo o era stato lui a recarsi da Dal Andreotti? diario risulta, questo a me non lo disse, dal diario risulta che sia stato l'onorevole Andreotti allora a chiamarlo. Credo che intendesse riferirsi, rispondendo alla mia domanda, al quadro di difficoltà generali che aveva, e adesso non ricordo esattamente come si è costruito il discorso, anche perché, ripeto, fu molto veloce. Mi disse: sono stato anche da Andreotti a dirgli quello che so dei suoi in Sicilia, ed è sbiancato in volto. Ed è sbiancato in volto. Sì, l'espressione è questa. Suo padre era misurato nel parlare, voglio dire, che tipo di linguaggio aveva? Qui mio padre aveva un linguaggio, parlando di lavoro, molto misurato. Poi può darsi, adesso non posso escludere in linea di principio assolutamente, che potesse usare delle espressioni non forti, perché non lo faceva, ma per così dire colorite. In genere aveva un linguaggio misurato, però. Misurato, sì. Si rivolga verso il Prego. tribunale che non percepiamo certe... Mi scusi, signor Presidente. Prego. Nessun'altra domanda.